Buongiorno Claudio, Buongiorno. siamo qui, salutiamo anche i nostri ascoltatori, benvenuti a questa prima puntata della nuova serie di trasmissioni che faremo io e Claudio ogni sabato. Il punto sarà noi sappiamo che in Italia ci sono più di 4 milioni di famiglie con grandi tensioni, Claudio, con debiti, con mutui che vanno ad aumentare di mese in mese per l'aumento dei tassi di interesse e non riescono più a pagare. Naturalmente, Claudio, stiamo parlando di una legge che è del 2012, che poi è stata modificata nell'arco degli anni, ma forse tu hai più conoscenza di questo tema rispetto a me. Beh sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. Stiamo parlando della legge 3 2012, la cosiddetta legge sull'insolvenza, una legge importante che finalmente da poco più di 10 anni è entrata in vigore anche in Italia. Nel resto d'Europa, soprattutto nei paesi anglosassoni, è un tipo di approccio giuridico, diciamo così, che è già acquisito da più di 20 anni, probabilmente anche per una cultura anglosassone più pragmatica, più pratica. Noi, essendo legati a concetti ancora come quella del fallimento, che sa tanto di negativo, abbiamo dovuto attendere molto di più per poter avere una legge di questo tipo. Ora ce l'abbiamo, è una legge importante, non per niente nella cultura di tutti i giorni è passata con l'appellativo di legge antisuicidi. Perché appunto... Purtroppo ce li ricordiamo questi suicidi, perché intendiamoci bene, Claudio, certi indebitamenti sono, possiamo dire, a quasi totale colpa di chi si indebita, perché bisogna prima informarsi prima di fare qualcosa. Però i meccanismi delle banche, noi sappiamo che siamo entrati in crisi da Basilea 2, siamo nel 2008 e lì ci sono stati, ecco che lì sono iniziati i fallimenti, i suicidi di imprenditori che avevano creduto nelle loro imprese, nelle loro attività, e poi si sono trovati, per una serie di meccanismi contrari, si sono trovati ad affrontare dei problemi più grossi di loro. Molti sono riusciti a superarli cercando di trovare delle soluzioni, ma qualcuno è anche arrivato al suicidio. Perciò la legge 3 della quale stiamo parlando è importante, legge dell'insolvenza. Purtroppo io, nella mia attività all'interno dello studio DEMA, dove operiamo con consulenze sempre su temi bancari, finanziari, del credito, e come amministratore di gruppo Finanza Etica, gruppo presente su Facebook, dove appunto trattiamo di queste problematiche, mi sono trovato ad affrontare situazioni pratiche proprio anche io in prima persona, con persone che oberate da questo tipo di problemi sono arrivate anche al gesto estremo, insomma. E questa legge è una legge che nelle situazioni più drammatiche offre una possibilità di uscita da questo tipo di problemi. Non è, voglio dirlo a tutti, non è la sola strada percorribile, perché si può percorrere anche altri tipi di strade. Lo diremo nelle prossime trasmissioni. Io vorrei ricordare a chi ci sta seguendo di prendersi nota del numero di telefono in sovraimpressione, il 37 56 46 8181,
sarete ricontattati da dei tecnici che naturalmente inizieranno un colloquio con voi per le vostre problematiche, per le vostre necessità. Sia chiaro che la legge citata non funge da bacchetta magica, non è una passeggiata naturalmente, ha regole e requisiti da rispettare, ma è l'unico strumento legale per vedersi cancellare i propri impegni finanziari. Saranno poi i giudici a decidere quanto voi meritate o quanto sono capaci i tecnici di farvi meritare naturalmente questa cancellazione degli impegni finanziari. Il percorso, mi permetto di aggiungere questo, il percorso, una volta intrapresa questa strada, il percorso non è certo un percorso facile, non è un percorso da prendere alla leggera. Giustamente, come ha detto Bruno, servono dei requisiti che vanno valutati, serve un'analisi attenta della situazione, serve uno studio proposto e stilato da un organismo apposito, che è l'organismo di composizione della crisi, il quale poi sottopone alla omologa del tribunale e del giudice questo piano di rientro. Però giustamente, come si diceva prima, arrivati a una situazione estrema, è l'unica strada legale che si ha ancora a disposizione per poter azzerare la situazione tragica e poter ripartire da zero. Mi dicevi prima che la legge è semplice e chiara, i debitori, cosa mi dicevi? Sì, non possono... I debitori non possono pagare quello che non hanno o che non potranno mai avere, e questo permette loro di uscire dalla oppressione che può essere eterna, diciamo così, da parte dei creditori, e presentare un piano di rientro per quelle che sono le proprie capacità all'omologa del giudice e del tribunale. E una volta che si è approvato quel piano, si rispetta quel piano e si riparte da zero, viene cancellato il restante dei propri debiti e si ha la possibilità finalmente di tornare a vivere, insomma. Naturalmente, come diceva Claudio, non è un gioco e come tutte le cose serie non ci si può scherzare. Io vi ricorderei ancora, prima di tutto ringrazio naturalmente i nostri sostenitori, i nostri amici che sostengono questa importante trasmissione, e vi ricorderei di nuovo, e poi lo ricorda anche Claudio, il numero di telefono che vedete in sovraimpressione, il 37 56 46 8181, per essere ricontattati da tecnici del settore, vero Claudio? Sì, lo ricordo anch'io, una volta in più fa sempre bene. 37 56 46 8181, verrete ricontattati per una prima presa di contatto, per una prima, se vogliamo dire così, anche un primo diagnosi, consiglio, una prima idea di che cosa può essere fatto e di che azioni si possono intraprendere per riuscire a risolvere i vostri problemi, e poi la cosa potrebbe anche proseguire e andare avanti. Però è importante sentirci, parlarci, dialogare in modo da trovare una strada, una via di uscita alle problematiche che avete. Soluzioni ce ne sono, basta individuarle, trovarle e percorrerle nella maniera corretta. Ecco, chiudendo, prima di salutarvi, vorrei sollecitarvi a telefonare, ma a non aver paura di confessarsi, e confessarsi nella maniera giusta, perché si affrontano i problemi se si sanno le reali situazioni. Se naturalmente cercate di nascondere quello che non è possibile nascondere, renderete la vita più difficile a noi e anche a voi stessi. Io vi saluto e
vi invito ad ascoltare la trasmissione da sabato prossimo. Saluto anch'io, ci risentiamo presto, grazie a tutti e buona giornata. Arrivederci.